sociosanitaria, truffa da 10 milioni di euro ai danni di Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed altre 4 regioni, 9 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza. Ancora uno scandalo a luci rosse per la diocesi padovana, un prete del campo San Pierese sarebbe stato ricattato da una parrocchiana che minacciava di rivelare la loro relazione, indaga la Finanza. Concessi gli arresti domiciliari all'imam accusato di picchiare a Padova gli alunni della scuola coranica, avviate le indagini anche sul suo predecessore. L'ipotesi di omicidio per la morte di un 62enne deceduto per un'emorragia cerebrale, i traumi che l'hanno provocata potrebbero essere la conseguenza di un'aggressione. Nuova legge di riforma delle ATER, l'assessore regionale Lanzarin detta tempi stretti per la modifica al testo, intanto rassicura sulla questione più calda, quella degli sfratti. Temperature sopra la norma, piogge scarse, un autunno secco ed anomalo, pare che continuerà così anche a novembre e il freddo si farà attendere. Un anno dopo la tempesta Vaia siamo tornati tra la gente di Rocca Pietore. Nell'anniversario del disastro Antenna 3 ripercorrerà quei drammatici giorni con voci e immagini. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, la cronaca in primo piano, spesa sociosanitaria, truffa da 10 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza, 9 le persone arrestate, coinvolte Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Sentiamo i dettagli nel servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Trieste. Non voglio difendere Berlusconi. C'è anche Massimo Blasoni, imprenditore ed ex consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia con Forza Italia, tra le 9 persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Udine, con perquisizioni e sequestri nell'ambito di un procedimento in materia di spesa sociosanitaria ai danni del bilancio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. L'imprenditore 53enne è il fondatore di Sereni Orizzonti, società attiva nel settore dell'assistenza per anziani e nella gestione di comunità terapeutiche e riabilitative per minori. La società è presente su tutto il territorio nazionale. L'operazione della Guardia di Finanza, scattata nelle prime ore della mattinata, ha portato al sequestro di beni per 10 milioni di euro. Secondo gli investigatori risulterebbe che la società abbia percepito quel denaro fornendo alle aziende sanitarie operanti sul territorio rendiconti non veri riguardo ai servizi assicurati. Le strutture facenti capo alla società avrebbero ridotto al massimo il costo del personale ed erogato prestazioni diverse per quantità e qualità rispetto agli standard previsti, determinando di conseguenza minore assistenza a chi usufruisce del servizio. Secondo gli investigatori venivano registrate più ore di assistenza sociosanitaria, facendo rientrare anche le prestazioni di altri lavoratori che svolgevano tutt'altre mansioni, come quelle di pulizia e di cucina. Mentre la documentazione che attestava le ore calcolate veniva poi distrutta o nascosta. In altri casi, invece, prestazioni mai fornite venivano registrate sulla base di fatture false emesse da professionisti compiacenti. Tragedia della strada nel veronese a Bardolino, un uomo è morto questa mattina dopo essere stato investito da un tir. La vittima, un quarantenne, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto dal mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elicottero inviato da Brescia e con un'ambulanza. Purtroppo i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Ancora uno scandalo a luci rosse per la diocesi padovana, un prete del campo San Pierese sarebbe stato ricattato da una parrocchiana che minacciava di rivelare la loro relazione. Sentiamo. Non c'è pace per la diocesi di Padova, travolta dall'ennesimo scandalo hard. Nel pieno della bufera del sacerdote padovano che ha inviato una foto porno nella chat dei genitori dei Cresimandi, un altro prete è stato travolto da una vicenda a luci rosse. La procura di Padova infatti sta indagando su una presunta tentata estorsione a carico di un parroco della zona del campo San Pierese. Il prelato sarebbe stato avvicinato da una donna che lo avrebbe minacciato di rivelare a tutti la loro relazione amorosa se lui non l'avesse aiutata economicamente. L'indagine delle Fiamme Gialle è iniziata dopo aver notato strane uscite di soldi dalle casse del patronato. Il sacerdote, sentito dai finanzieri, non ha voluto raccontare nulla, ha ammesso solo di aver ricevuto alcuni messaggini sul cellulare da parte di una donna, ma di non averle mai pagato delle somme di denaro. Donna che al momento non è stata ancora identificata, ma che quasi sicuramente è una parrocchiana residente
residente nel campo Sampierese. In procura intanto è stato aperto un fascicolo contro ignoti. E restiamo a Padova perché sono stati concessi gli arresti domiciliari all'imam violento arrestato lo scorso 1° ottobre ed accusato di picchiare e umiliare gli alunni della scuola coranica. Sono stati concessi gli arresti domiciliari a Hossain Shahadat, l'imam bengalese arrestato il 1° ottobre con l'accusa di picchiare i suoi piccoli alunni della scuola coranica all'interno del centro culturale islamico di via Jacopo da Montagnana, l'Arcella. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino di Padova, il Tribunale del Riesame di Venezia ha attenuato la misura cautelare della detenzione in carcere, consentendo all'uomo di scontare gli arresti domiciliari a casa di un connazionale che risiede a Treviso. Intanto le indagini continuano e la squadra mobile avrebbe avviato degli accertamenti anche sul predecessore dell'imam 23enne, che sarebbe stato immortalato mentre picchiava i bambini. Le foto infatti sarebbero state scattate a luglio, mentre l'imam, finito in carcere, è arrivato a Padova ad agosto da Treviso proprio per sostituire il precedente maestro che era stato allontanato dalla comunità. Una versione che coincide con quanto ci aveva raccontato il 1° ottobre, poche ore dopo l'arresto, uno dei responsabili della comunità bengalese. Inoltre già a maggio alcune maestre di una scuola elementare padovana frequentata dai bambini bengalesi avevano notato lividi sulle braccia dei piccoli alunni. Mio figlio ogni tanto chiedo che come si vanno, come si trattano, perché non è una sua responsabilità per capire come si vanno andando avanti. Poi mio figlio ha detto che questo maestro è più migliore dell'altro. Per quello la parola sua la tengo anche, perché io 2 o 3 volte ho parlato con lui anche. Prima da lui aveva un altro insegnante che faceva maltrattamento, però non è schiaffa, non è che faceva la scalcio, non può essere questo coso, però abbiamo eliminato questo ragazzo che studiava là. Era una mamma di 3 bimbi, la donna alla guida dell'auto uscita ieri pomeriggio a Cordignano, inutile ogni tentativo di salvarla, stroncarla, probabilmente un infarto. Stroncata da un malore, quasi certamente un infarto, a soli 45 anni. È una giovane mamma di Orsago, Erika Peruc, la vittima di quello che ieri a Cordignano sembrava un incidente come altri. E invece la donna, mamma di 3 bambini di 13, 6 e 4 anni, ha perso il controllo della macchina perché improvvisamente si è sentita male. Il dramma è intorno alle 15:30 lungo un rettilineo a Silvella di Cordignano, in via Rovereto. L'auto ha sbandato e è finita fuori strada, andando a fermarsi contro lo spigolo di una casa. Pochi danni in realtà alla vettura, da qui la deduzione che la causa fosse un malore. Gli operatori del SUEM 118 hanno tentato a lungo di rianimare la 45enne. In ospedale a Conegliano è arrivata in condizioni disperate. Il cuore, colpito probabilmente da un infarto acuto al miocardio, ha ceduto. Erika Peruc lavorava come impiegata. Il compagno è stato avvisato mentre si trovava all'estero per lavoro. Grande cordoglio in paese e sui social per una morte prematura e che nessuno si aspettava. Un anno dopo Vaia, a Venezia, oggi il punto sugli alberi schiantati, il recupero dei tronchi e l'utilizzo del legname. Ci aggiorna al telefono da Venezia Filippo Fois. Buongiorno. Sì, buongiorno da Mestre. Dunque si avvicina l'anniversario della tempesta Vaia che aveva colpito, come sapete, duramente il Veneto, e l'anniversario è anche occasione soprattutto per fare il punto di quelli che sono stati gli interventi in questi 12 mesi dalla tempesta. In particolare oggi il Presidente Zaia, parlando anche in veste di commissario straordinario, ha illustrato la situazione dei boschi della regione. Qui ci si è mossi su 3 piani, naturalmente sul recupero di tutti gli alberi che erano caduti, sulla loro commercializzazione e infine anche sul rimboscamento delle zone che erano andate distrutte. Ci si trova a buon punto perché in alcune parti della regione sono stati già raccolti l'80% dei tronchi che erano stati abbattuti, e grazie a un accordo pubblico-privato si sta procedendo anche alla loro commercializzazione. Per certi versi quello che era stato un disastro si sta rivelando, anche grazie all'intraprendenza di alcuni imprenditori privati e all'impegno della regione in una nuova opportunità economica per il Veneto. Naturalmente molto rimane ancora da fare, ma molto è stato fatto. Vi forniremo le cifre nel corso delle nostre prossime edizioni del telegiornale. A tenere banco poi c'è anche una questione di cui abbiamo parlato in questi giorni con la
così che nella prossima legge finanziaria vengano a mancare alcuni dei finanziamenti che erano stati assicurati al Veneto per la ricostruzione. E naturalmente non c'è niente di ufficiale, anche il presidente Zaia da questo punto di vista ha detto che l'impegno del Conte 1, del primo governo, era stato netto e bisogna attendere che cosa ne pensa il Conte 2, vale a dire il governo che è adesso in carica, ma nel caso la risposta fosse negativa il Veneto è pronto a dire la sua, a dare la voce grossa anche nei palazzi governativi. Con questo per ora da Mestre è tutto, ve ne sentiamo la linea. E ricordiamo che nell'anniversario del disastro Antenna 3 ripercorrerà quei drammatici giorni della tempesta Vaia con le voci e le immagini appunto dell'anno scorso, ma a quasi un anno di distanza dalla tempesta siamo tornati tra la gente di Rocca Pietore. Vediamo il servizio. Noi eravamo qua e adesso tutte le volte che tira vento e che piove c'è un po' di paura. A poco meno di una settimana dall'anniversario della tempesta Vaia a Rocca Pietore sono ansia e angoscia i sentimenti prevalenti fra la popolazione, nei cui occhi si intravede ancora la paura per un evento di portata eccezionale. Poi è successo anche in un orario serale dove non si vedeva tanto, fortunatamente la popolazione era quasi tutta a casa e ce la siamo cavata con tanti danni. Quella porcheria che ci ha fatto un mucchio di paura, quello sì. Non si dimentica, no? Mi ha spaccato la macchina, il tetto e non ha pagato niente nessuno. È stata quella notte che è stata un po' dura e il giorno dopo, al primo momento, non si sapeva come procedere, dopo viene da sé quello che bisogna fare, insomma, uno fa e basta. Quando c'è evento ha paura? Ho paura sì, perché una cosa così non succedeva mica da tanto. Stiamo arrivando quasi all'anniversario adesso e ogni volta che anche questi giorni qua che il tempo è insomma brutto giù in Liguria ci viene una sorta di ansia anche a noi, è vero? Cosa vuoi? È rimasta paura? Sì, quando c'è il vento sì, effettivamente ci si sente un po' strani quando c'è il vento qua. A un anno da Vaia, la prossima settimana trasmetteremo un documentario realizzato dalle nostre emittenti, immagini e testimonianze per rivivere il dramma di un territorio piegato dalla furia dell'acqua e del vento. A Rocca Pietore, dove si vissero 23 giorni interi senza acqua, il sindaco ricorda l'abbraccio solidale dei volontari e l'aiuto dell'immensa macchina della protezione civile. Quella è stata una esperienza umana che ho vissuto con grande intensità. Ho conosciuto persone davvero splendide. Ha mai pianto in quei giorni? Forse sì, in solitudine. Ed in pianura a far paura invece è l'acqua, 3 nuovi bacini per salvare i territori di pianura dalle alluvioni causate dalle acque che scendono dai colli euganei verranno realizzati da 11 comuni padovani con la regione ed il consorzio di bonifica. Ieri è stato siglato l'accordo. 2010 non era bastato tenere il fiato sospeso per il Bacchiglione a Padova e il Tesina a Veggiano. Nell'autunno del 2014 stessa musica a causa del canale di Sottobattaglia a Battaglia Terme che invase il centro storico della cittadina, mentre in molte zone di Montegrotto non si dormì per il livello di alcuni scoli. Era ed è l'acqua dei colli euganei che scende in pianura, un grande catino delimitato dal fiume Bacchiglione, dal canale Battaglia e dalle pendici dei colli. Un bacino di 11 comuni di quasi 12.000 ettari, di cui circa un quinto in collina, le cui acque piovane o di altra natura finiscono tutte nello scolo Rialto e attraverso il canale di Sottobattaglia raggiungono il Bacchiglione. Ma come è successo nel 2014 con non pochi danni ai territori. Oggi gli 11 comuni, insieme alla Regione e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, hanno firmato una convenzione per finanziare insieme i progetti per la creazione di 3 invasi in aree ai piedi dei colli. L'idea nostra è di farne 3, uno importante a Teolo, uno a Selvazzano e uno a Saccolongo. Raccolgono quell'acqua e poi lentamente la lasciano venire giù, ma l'idea vincente potrebbe essere anche quella che diventino invasi d'estate, proprio per favorire l'agricoltura. Qua abbiamo bisogno di acqua per l'agricoltura. Quindi questa doppia valenza secondo me è fondamentale.
A febbraio 2018 è stato inaugurato il nuovo impianto di sollevamento di Sacco Longo, valore 540.000 euro, che riduce la portata dello scolo Bolzan a beneficio anche dei comuni di Selvazzano, Padova e Abano. Nel corso del 2019 invece iniziate le opere del nodo idraulico di Montegrotto, finanziate dalla Regione con fondi europei per 800.000 euro e poche settimane fa firmati i contratti con le imprese per i lavori di ripristino e adeguamento degli argini dello stesso nodo idraulico. Interventi finanziati con ben 2,5 milioni di euro dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per gli interventi urgenti dopo gli eventi meteo eccezionali di un anno fa. I nuovi invasi di Teolo Sacco Longo e Padova Abano Terme avranno una fondamentale utilità per la viticoltura dei colli. Come sappiamo tutti, nei colli c'è un'agricoltura molto specializzata, una viticoltura particolare dove abbiamo delle DOC importanti come quella del Serprino, del Fior d'Arancio, naturalmente tutti i bordolesi, e nei momenti di siccità noi daremo ai nostri agricoltori l'acqua che ci hanno richiesto. Torniamo ora a Vittorio Veneto, nel Trevigiano, ipotesi di omicidio per la morte di un 62enne deceduto per una emorragia cerebrale. I traumi che l'hanno provocata potrebbero essere la conseguenza di un'aggressione. La procura di Treviso indaga per omicidio a carico di ignoti in seguito alla morte di un 62enne di Vittorio Veneto, Renato Fava, deceduto in ospedale a Conegliano il 23 settembre scorso per una vasta emorragia cerebrale e seppellito nel cimitero di Ceneda 4 giorni dopo. Il 62enne, il cui corpo è stato riesumato in mattinata su disposizione del pubblico ministero Gabriella Cama e trasportato al Cafoncello, presentava evidenti echimosi alla nuca, una profonda ferita alla tempia sinistra e sulla fronte e la frattura del setto nasale. L'ipotesi era quella di una brutta caduta, ma via via nei giorni hanno iniziato a circolare voci che hanno spinto le sorelle Marianella, che vive a San Giacomo di Veglia, Giovanna e Anna Maria, a presentarsi dai carabinieri di Vittorio Veneto sollevando forti dubbi. Fava potrebbe essere stato aggredito all'esterno del bar Porta Fortuna, poco lontano dalla chiesa di Sant'Andrea, dove era solito cenare, come confermerebbero alcuni fazzoletti sporchi di sangue ritrovati lungo questa pista ciclabile. Fino a sera era stato in un altro bar, il Café de Sé o Bar Auto, come molti lo chiamano, in via Dante Alighieri, dove trascorreva diverse ore della giornata. Quella sera è rimasto con me fino a chiusura, quindi sarà stato intorno alle 9 meno un quarto. E basta, ci siamo salutati, mentre ci vediamo domani mattina. La mattina non è arrivato e intorno alle penso 7:30, 8 è arrivato un signore con il suo borsello dicendomi di averlo trovato in pista ciclabile sporco di sangue vicino a dei fazzoletti sporchi di sangue. Ho capito che c'era qualcosa di strano durante il giorno perché non è mai arrivato e ho sentito alcuni ragazzi che mi hanno detto che era stato al bar a Sant'Andrea insieme a un altro dei miei clienti fino alle 10:30, dopodiché non si sa cosa è successo. Qualcuno aveva parlato di caduta dalla bicicletta, in realtà la bici di Fava era ferma da mesi proprio fuori dal bar Auto, ma chi lo conosceva lo descrive come una persona mite, non un attaccabrighe che possa essersi picchiato con qualcun altro. Mi sembra un po' strana, potrebbe essere stato qualcuno che lo conosce, perché magari hanno avuto da dire, però non credo un estraneo, anche perché soldi non ne aveva, quindi se ne aveva pochi, quindi non credo sia possibile. La sorella Marianella si chiude nel silenzio per non inficiare le indagini, anche se dal suo viso traspare un grande dolore e il desiderio di capire cos'è davvero successo. Era, dice, del fratello, una persona buona. L'autopsia eseguita dal medico legale Alberto Furlaneto ha confermato che l'emorragia che ha portato alla morte Fava è stata provocata da un trauma. Escluso quindi il contrario, e cioè che possa essere svenuto per un malore. Ma cosa o chi abbia causato quel trauma ora sarà da chiarire. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Paura nel pomeriggio di ieri a Vicenza, al centro infanzia di via Corelli. Un messaggio annunciava un attentato per la giornata odierna.
I bambini sono a scuola e la situazione è sotto controllo, ma sono state ore d'ansia per il centro infanzia di via Corelli, in quartiere San Lazzaro a Vicenza, frequentato da piccoli tra gli 0 e i 6 anni. Un biglietto trovato nel pomeriggio di mercoledì dal personale della scuola ha infatti fatto scattare l'allarme. Domani un attentato bomba a scuola, annunciava il messaggio, scritto in stampatello e con un errore ortografico, a quanto riportano le prime indiscrezioni. Non si è perso tempo. Al centro per l'infanzia sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile. Tutto l'edificio è stato setacciato senza trovare nulla. Massima l'attenzione in queste ore. Davanti a scuola una gazzella dei carabinieri, lo stabile sarà controllato. Per ora la giornata scorre tranquilla. E ritorniamo ora ad occuparci della nuova legge di riforma delle ATER. L'assessore Lanzarin detta tempi stretti per le modifiche al testo della legge regionale ed intanto rassicura sulla questione più calda, quella degli sfratti. Non abbiamo mai cacciato nessuno e non abbiamo mai parlato di sfratti, perché nessuno è stato sfrattato. Nessuno sfratto, l'assessore al sociale della Regione del Veneto Manuela Lanzarin lo scandisce a chiare lettere, rispondendo così alle critiche piovute addosso a Palazzo Balbi dopo l'entrata in vigore della legge di riforma delle ATER, che ha introdotto contratti a termine e nuovi canoni parametrati al reddito e alla situazione patrimoniale degli inquilini. L'impianto complessivo della legge resta saldo, ma presto saranno presentate quelle modifiche richieste da più parti. Io credo che nell'arco di una decina di giorni arriveranno i primi provvedimenti di giunta, che saranno provvedimenti che vanno a modificare il regolamento e quindi che poi saranno al vaglio della seconda commissione consigliare. Modifiche che terranno in considerazione le fasce più deboli, soprattutto anziani e disabili. Ci sarà una personalizzazione, ci saranno anche dei criteri per permettere che chi ha messo via un po' di soldi, qualche soldo, non parliamo di grandi somme, perché quelle secondo noi insomma hanno un altro impatto, che hanno messo via qualche soldo anche per la vecchiaia, in previsione della vecchiaia, insomma saranno salvaguardate e non c'era nessuna paura appunto di essere, come qualcuno ha detto, cacciati. E sugli inquilini più fragili aveva chiesto delle modifiche lo stesso comune di Treviso. Ci sono delle criticità che sono emerse, ad esempio sull'utenza anziana che occupa immobili con grandi metrature e quindi in quei casi là bisogna intervenire necessariamente, a nostro avviso. Una vera e propria squadra antitruffe, che è quella che è stata costituita negli ultimi mesi a Treviso, già 25 i denunciati. 6 casi di truffa tradizionale, finti agenti del gas o sedicenti esattori sono in continua diminuzione, non conoscono crisi le truffe online perpetrate sui siti di e-commerce o su quelli di vacanze. Da qui il lavoro della Questura di Treviso, che a inizio estate ha messo in piedi un vero e proprio pool contro il fenomeno. Pochi mesi di attività, già 25 denunciati. Si tratta per lo più di cittadini italiani che utilizzavano come prestanome degli stranieri. Tra le truffe più gettonate quella relativa alle finte locazioni per le vacanze. Abbiamo avuto soprattutto all'inizio dell'estate numerosi casi in cui di fatto l'oggetto della truffa fosse proprio l'affitto di una casa vacanza, principalmente nel litorale veneto, in quelle che sono le principali località turistiche del Veneto. Ma anche le truffe online stanno cambiando volto. Se prima i truffati erano solo gli acquirenti, ora a essere gabbati sono sempre più spesso i venditori, come nel caso della ragazza di Villorba che ha messo in vendita la sua bici per 200 euro. Trovato l'acquirente, questi le ha sfilato quasi 2000 euro. Stessa sorte è toccata a un trevigiano residente a Venezia che voleva vendere degli pneumatici usati per 600 euro. Alla fine quei soldi li ha versati lui. Lo stratagemma in entrambi i casi è stato quello di creare confusione dei venditori proponendo metodi alternativi di pagamento. Si tratta di esempi dove addirittura si arriva a versare quasi 10 volte il prezzo pattuito in sede di compravendita. L'appello della Questura ai truffati è quello di denunciare il prima possibile, così da procedere a sequestro preventivo. In modo tale che si riesca a bloccare spesso quelle che sono carte prepagate, prima ovviamente che vengano che venga preso il denaro da parte del truffatore. Parliamo ora del tempo, temperature decisamente sopra la norma, quelle di quest'autunno, piogge scarse, un autunno quindi secco e anomalo e pare che continuerà così anche a novembre. Il freddo si farà attendere. Tutto bene? Non proprio, abbiamo sentito gli esperti dell'ARPAV.
Direi che il tepore riguarda ormai l'intero globo, con un riscaldamento che in questi mesi estivi e poi anche di inizio autunno si è fatto sentire un po' in molte zone del mondo. Su di noi in particolare notiamo in questi giorni temperature decisamente sopra la norma, con delle temperature minime, quindi dovrebbero essere le più fresche, quelle del mattino, che oscillano tra i 10 e i 15 gradi a seconda delle giornate. Un autunno tiepido che è conseguenza di cause lontane, ci dicono gli esperti dell'ARPAV. Le temperature scenderanno di poco nel fine settimana in presenza di giornate serene. Le precipitazioni di novembre saranno scarse come lo sono state quelle di settembre e di ottobre. Un inizio di autunno secco. Capitano degli anni, questo è uno degli anni in cui capita in maniera relativamente significativa. Si può stimare quando arriveranno i primi freddi, insomma, diciamo intensi o adeguati alla stagione? Probabilmente bisogna aspettare almeno l'inizio di novembre. Tutto novembre, per quanto ci sarà tendenzialmente un po' un calo delle temperature, resteremo sopra la norma, per quanto poco, però resteremo sopra la norma, insomma. Per il freddo ci sarà da attendere. L'agricoltura veneta, ci informano sempre dall'ARPAV, può permettersi ancora poche settimane di questo anomalo tepore. Coltivazioni come kiwi e radicchi hanno bisogno anche del gelo. Andiamo ora a Marostica, il Castello Superiore si avvia a nuova vita con un nuovo belvedere che caccia le automobili e importanti lavori di ristrutturazione per 1.300.000 euro. Domina il panorama con superba sicurezza da oltre 700 anni. Ora per il Castello Superiore di Marostica è venuto il momento di riconquistare, oltre alla sua assoluta bellezza, anche tutta la dignità di ospitare visitatori con l'opportunità di godere uno dei panorami a più ampio respiro sulla pianura veneta, cosa preclusa in passato perché il meraviglioso belvedere era un parcheggio per il ristorante. Se noi vediamo qui fuori, questo è uno dei più bei panorami del Veneto e automaticamente anche uno dei più bei panorami d'Europa. Sì, noi lo riteniamo uno dei punti di forza del Castello Superiore e anzi proprio per questo nel progetto iniziale di 670.000 euro che vedono solo restauro del locale adibito al ristorante all'interno delle mura del Castello Superiore verranno creati delle balconate e dei belvederi proprio come erano in origine nella struttura, cosa di cui la sovrintendenza è stata molto contenta. L'investimento è di 1.370.000 euro e vedrà il completo rifacimento degli spazi per la ristorazione e la trasformazione dei parcheggi, uniti da un avvenistico ascensore panoramico per coprire 20 metri di dislivello. Una volta saliti, Marostica avrà un nuovo polo turistico e il panorama avrà la cornice che merita e non le lamiere delle automobili parcheggiate. Importante che il bando assegni la gestione a chi valorizzerà il territorio. È una sfida, sappiamo che dobbiamo lavorare molto su quello che sarà il bando di affidamento della gestione, però sappiamo anche che stiamo offrendo uno dei posti più belli di Marostica, un panorama che dice tutto, basta guardarlo, un panorama che ti lascia senza fiato. Stiamo offrendo molto dal punto di vista turistico, quindi puntiamo in alto anche su quella che poi sarà la gestione. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali, tra poco vi lascio a ore 13, parleremo di truffe romantiche sul web, un fenomeno purtroppo in triste aumento. Vi ricordo poi la nostra programmazione 20:10, subito dopo i TG della sera, questa sera appunto ospiti in studio Maria Luisa Ferramosca, medico coordinatore del SUEM 118 di Treviso e Patrizio Sarto, direttore della medicina sportiva dell'ULS 2 della Marca Trevigiana. Ed è davvero tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione che sta portando un forte maltempo e causando ingenti danni al nord-ovest toccherà di striscio anche il nostro territorio nella giornata di giovedì 24 ottobre. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino potremo avere qualche foschia o nebbia sulle pianure, dal pomeriggio invece più nubi sul Padovano, sul Veronese e sul Vicentino con piogge e temporali piuttosto diffusi, mentre sul resto della regione si manterrà asciutto e anche soleggiato.
Lieve calo termico, ma temperature ancora sopra la media del periodo, minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 22 gradi. Si mantiene buono invece il tempo sul Friuli Venezia Giulia, qualche foschia al mattino, ampio soleggiamento ovunque invece dal pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non si escludono dei temporali pomeridiani, sarà più asciutto invece sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 20-23 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.